Rivolta in carcere ad Agrigento, in contrada Perrusa, alcuni detenuti ieri sera, circa una cinquantina, hanno dato vita a dei disordini nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo. Hanno lamentato il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, rivendicando anche il cibo, trasferimenti in altre strutture penitenziarie e ore d'aria. I carcerati, armati di bastoni, olio e acqua calda, hanno minacciato di aggredire chiunque si fosse avvicinato. Sul posto, subito lanciato l'allarme, sono prontamente intervenuti i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, che hanno fatto irruzione all'interno della struttura. Presenti anche i vigili del fuoco della stazione di Agrigento. La polizia penitenziaria, dopo aver riportato la calma, ha sedato la rivolta e ha arrestato 9 reclusi. Le accuse sarebbero sequestro di persona, resistenza e violenza pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. In carcere, per coordinare le operazioni, sono arrivati il procuratore aggiunto Salvatore Vella e i sostituti procuratori Elenia Manno, Maria Barbara Grazia Cifalino.